Ciao ragazzi, oggi vi porto ad ascoltare i silenzi della Lessinia e quindi lo faremo senza far rumore, anche se saremo in moto. Pronto Matilde? Sì. Andiamo! Sì, ma Stefano, un panorama del genere, prova a girarti intorno. Qua che maghe, una delle maghe del comprensorio, ti vedi tutti i denti della sega, ti vedi altre maghe dall'altra parte della palata, ti vedi fin sul corno da qui, ti vedi anche la vela. Ti vedi. Prova a girarti intorno. Sono i luoghi della tua giovinezza, della tua infanzia Sì, questi? qua mi sempre venivo da piccolino con mio papà a fare in giro la domenica o altro. Qua più avanti che Malgareote, dove mio papà la carga in montagna per 30 anni circa. E adesso ci andiamo. Un'esperienza veramente diversa con la moto elettrica in questi paesaggi veramente stupendi. Allora Marco, era questa la maga del papà, dove il papà veniva a portare gli animali a pascolo? Sì, questa è Malgareote, dove il nonno, il papà, sta qua per 30 anni circa. Un posto Prima degli anni, intorno agli anni 30-40. Per arrivare fino a qui come si deve fare, Marco? Cioè, uno che non conosce il territorio cosa deve fare? Allora, noi abbiamo sviluppato delle app che poi vi faccio anche vedere, e uomini, dove c'è su il percorso su dove si può andare, dove si può girare, sempre ovviamente sui sentieri, perché non si può andare fuori dai sentieri, e si arriva anche in queste stradine, in questi posti fantastici, che altrimenti l'alternativa sarebbe o bici elettrica o a piedi. Quindi uno prende, scarica l'app, la posiziona con il ferma telefonino sulla moto e poi segue il percorso. Segue il percorso, esatto. E queste moto, Marco, che moto sono? Queste sono delle moto elettriche, praticamente sono come la bici assistita, soltanto che non hai pedali. In sostanza è un po' quello, insomma. È un'esperienza fantastica perché non hanno una buona potenza, ma non vanno veloci, sono sicure, poi con casco e ovviamente le protezioni dovute. Che vengono date in dotazione? Senza ombra di dubbio. E un'esperienza fantastica, non senti rumore, vivi proprio i silenzi della Lessinia. È da dire che una raccomandazione che si fa sempre prima di avventurarci in questi tour: avere una moto ecologica elettrica che non fa rumore non autorizza a fare quello che si vuole, quindi non si va nei prati, non si disturbano gli animali, si rispetta l'ambiente e il territorio, vanno piano, quindi non si fanno impennate o altre cose del genere. È un modo per vivere slow anche questo territorio bellissimo. Questo territorio bellissimo, esatto, è proprio come hai detto, non deve essere motivo di deturpare quello che è il territorio e neanche di trattarlo male, diciamo, perché alla fine il bello di girare in silenzio questi luoghi e di vivere, di sentire, di vedere quello che c'è è il massimo. L'autonomia? Della moto? Sì. 4-5 ore, più di quello che un motociclista non esperto riesce a fare. E in quel tempo lì se ne vedono di cose da queste parti? Sì, se ne vedono tantissime, riesce a girare, non dico tutta la Lessinia perché è molto grande, ma gran parte.
il ceppo di confine, ma come vedi il confine che arriva da là, questo lo indica che cambia direzione, perché i ceppi sono messi in direzione uno del successivo. Quindi tu adesso sei a Trento o Verona? Trento. E di là? Verona, lì di là, un metro più in là. Adesso andiamo a Verona? No, andiamo sempre qua andiamo alle Coe de Ala. Seguendo il percorso della app in moto elettrica si può arrivare anche fino a qui, al punto panoramico fantastico di Castelberto. Tutto comincia qui e tutto alla fine si conclude qui alla locanda alpina, che è appunto di noleggio poi di ritiro. Un giro fantastico, mi raccomando, seguite le regole e soprattutto rispettate, andate con prudenza, non sono molto veloci, ma bisogna comunque sempre fare attenzione e seguire le linee guida che vi dà la guida, per l'appunto, quando si prendono la moto e si vanno. Può essere un punto di partenza per qualcos'altro questo, Marco? C'è un sogno? Io direi che qua può essere un punto di partenza anche per creare una rete qua in Lessina, in modo che chi arriva può andare dalla Sega a Conca di Parpari o viceversa, in modo che di far rete, in modo che la gente viva tutta la bellezza di questi luoghi. Io l'ho vissuta questa esperienza, ve la consiglio. E poi a fine tour, adesso se meritiamo una biretta, vero? Prima di andare no, ma a fine tour bravo, ma lì mi vuole arrivare anche di mio. Ciao ragazzi, ci vediamo qui in Lessinia. Ciao a tutti.